Buonasera Gattuso, Buonasera. Pino Taormina del Mattino. Le volevo chiedere se, come diceva un'antica canzone, si poteva dare di più in questa finale, secondo lei? Dipende che lettura vogliamo dare alla partita. Io penso che è stata una partita giocata a scacchi sia da noi che da parte loro. Se andiamo a vedere bene le conclusioni, le palle gol che ha avuto la Juve, le palle gol che abbiamo avuto noi, penso che siamo 4 loro, 3 noi. Stati sicuramente la palla sul calcio d'angolo potevamo fare meglio e ci ha penalizzato quella roba là, ma la partita è stata giocata per come l'abbiamo preparata. Sicuramente ci è venuto a mancare qualche giocatore di qualità, non ci ha dato continuità, ma ci stava, perché anche sia noi che loro, il terreno di gioco oggi non ti aiutava, non è una scusa, non voglio mettere di mezzo il terreno di gioco, ma il terreno di gioco non era all'altezza delle due squadre oggi, perché era un terreno di gioco che non era perfetto e penso che qualcosa ha contribuito per la qualità dei nostri giocatori. C'è solo ringrazio la squadra per quello che ha dato, perché secondo me abbiamo fatto a tratti molto bene. Sicuramente dopo l'1-0 siamo svegliati, abbiamo cambiato qualcosina, però la prima palla gol l'abbiamo avuta noi con Lozano, netta, abbiamo sbagliato il rigore, 94esimo, è incredibile quello che ci siamo mangiati. Penso che alla fine sicuramente a livello qualitativo potevamo fare qualcosa in più, ma c'è da dire solo grazie, ringrazio solo i miei ragazzi. Rino, ciao, sono Antonio Giordano del Corriere dello Sport. Le finali sono così, che quando le perdi è chiaro che ti resta soltanto l'amarezza. Prima hai detto una cosa, ci siamo svegliati dopo il gol. Io pensavo fosse stata una scelta, cioè aspettarli per andare poi a campo aperto, se si apriva il campo, o per crearlo, perché ci avete provato a spostarli. È difficile oggi che trovavamo campo aperto, perché si sono messi quei due linee da 4. Ieri era arrivata l'orecchia, avevano provato una difesa a 3, se non recuperavano quadrato sicuramente si mettevano con una difesa a 3. Sicuramente secondo me ci è venuta a mancare la qualità. Zero ha fatto una buona partita, però ha fatto molto meglio tantissime volte. L'abbiamo trovato pochissimo nella tre quarti. Ciuchi ha fatto una buona partita, ma ultimamente ha fatto molto meglio. Lorenzo uguale, capisci che un po' di qualità ci è venuta a mancare. E noi, se andate a vedere, anche loro avevano provato a fare un qualcosa di diverso, giocavano, hanno verticalizzato tantissimo, ci volevano prendere in verticale con Cristiano Ronaldo e con Kulusevski. Abbiamo letto bene le letture che dovevamo fare. Dopo, se devo fare il paragone di 7 mesi fa alla finale di Coppa Italia e oggi, penso che la differenza è poca. Se facevamo il rigore forse andavamo ai supplementari, stavamo fisicamente meglio di loro, ma se nel calcio non c'entrano nulla, capisci? Abbiamo avuto un po' di sfortuna e sicuramente dai punti la Juventus ha fatto qualcosina meglio di noi, ma sapevamo, te lo dimostra il fatto, la rosa che hanno, mancano tantissimi giocatori, hanno messo una squadra di valore, però penso che il Napoli alla fine si è fatto rispettare, abbiamo fatto quello che abbiamo provato e sicuramente se c'è il rammarico potevamo fargli del male a livello qualitativo, ma non ci è stato permesso perché ci è venuto a mancare un po' di qualità e sicuramente il terreno un po' ci ha penalizzati, ma non solo a noi, anche a loro. Rino, Maurizio Nicita, Gazzetta dello Sport. Alla fine un esame di maturità mancato proprio per quella qualità che ti aspettavi e che non è arrivata da diversi giocatori, e se poi proprio nella Juve, che magari all'inizio era un po' più in difficoltà con le scorie della partita di domenica, se magari non andava attaccata in maniera un po' più aggressiva all'inizio, quando aveva più il pallino del gioco forse. No, attaccare la Juve in questo momento è difficile, perché è una squadra che è la prima squadra in Italia che palleggia, ha il possesso palla più alto, il 60% di possesso palla, prima in classifica. È una squadra che se gli dai campo ti fa male e bisogna rispettarla. Secondo me non c'è stata, io l'ho detto prima, da parte mia ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, perché la partita è quello che dovevamo fare, non c'è stata, secondo me bisogna guardare avanti, non c'è nessun, ci deve essere rammarico della sconfitta, ma la squadra ha fatto quello che doveva fare, ha fatto quello che come l'avevamo preparata.
perché la Juventus non andare a fare una pressione oltreoffensiva con la Juventus ti puoi fare solo male, capisci che bisogna rispettarla, non l'abbiamo rispettata e alla fine gli episodi sicuramente ci hanno penalizzato. Penso che in questo momento non concordo con te al 100% quando dici che è stata un passo indietro di maturità. No, abbiamo fatto quello, ripeto, alla fine questa è stata una partita, se andiamo a analizzare bene, è una partita che è stata vinta su degli episodi. Gattuso, buonasera. Francesco Modugno di Sky Sport. Diceva degli episodi, quello poi rivelatosi determinante più di altri è il rigore di Insigne, che era evidentemente affranto. Cosa ha detto a Lorenzo e come si tira su in questo momento? Lorenzo la prima cosa che deve fare, che non deve non sentirsi le responsabilità, i rigori si tirano, si possono sbagliare, la sconfitta, la partita l'abbiamo persa tutti, il primo responsabile della sconfitta sono io, ma assumo le responsabilità, non abbiamo perso per colpa di Lorenzo sicuramente, abbiamo il dovere di rialzarci perché abbiamo ancora, se non sbaglio, 20 partite di campionato, abbiamo un'andata e ritorno di Europa League, abbiamo un quarto di finale, se l'obiettivo è di caricare le pile, testa alta, e sicuramente Lorenzo non si deve sentire responsabile di nulla. Fa male vedere un giocatore piangere, ma lo so come è fatto, perché ha la maglia del Napoli cucita addosso, è un ragazzo che col gol di oggi poteva fare 100 gol e portarci ai supplementari, ma nel calcio ci sta, la colpa domani è un altro giorno, bisogna ricaricare le batterie e guardare avanti, e se non deve perdere nessuna energia, perché se l'ha sbagliato, li sbagliava Pelé, li sbagliava Bonanni di Maradona, pensa se ne può sbagliare Insigne, e bisogna guardare avanti. L'ultima? Titti Prota, Canale 21. Gattuso, ecco, abbiamo già parlato delle lacrime di Insigne, troppe volte parliamo di un Napoli altalenante. Come si esce fuori da questo saliscendi? Questo lo pensi te, il saliscendi lo pensi te, io in questo momento ho il dovere di dare continuità e coraggio ai miei ragazzi. Le finali si possono perdere, non abbiamo perso con degli scappati di casa, abbiamo perso con una squadra che è da 9 anni che è campione d'Italia, ha un budget di più di 300 milioni, dopo dipende come uno vuole leggere i salescendi. Te fai da giornalista e scegli i salescendi, dopo un giorno me lo spieghi perché dici salescendi. Siamo una squadra in questo momento che abbiamo fatto 17 partite per recuperare, siamo terzi in classifica, ci siamo giocati una finale, perché arrivarci in finale ci vuole sempre avere una squadra forte, non ci siamo arrivati, ce la siamo giocati e speriamo di ritornarci il più presto possibile. Grazie, buona serata e buon lavoro.